Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia di servizio: alle 12:30 saremo come sempre collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera per il punto stampa del Presidente Luca Zaia. Giornata importante perché sappiamo oggi dovrebbe arrivare la revisione delle fasce, dei colori in cui è suddivisa l'Italia a seconda del rischio legato all'emergenza coronavirus. Sappiamo che nonostante alcune preoccupazioni per un indice RConT piuttosto alto, il Veneto dovrebbe restare in zona gialla, quindi non dovrebbero, il condizionale d'obbligo, arrivare sorprese. Vediamo invece se arrivano sorprese da Vicenza, dove la nostra Gabriella Basso, in pieno centro storico, ci racconta qualcosa dalla città. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Ferdinando e ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo qua in Piazza Biade, una giornata soleggiata con ancora qualche plateatico che ha difficoltà di avviamento, possiamo dire così. C'è gente, però diciamo che nonostante l'amministrazione comunale abbia ampliato la possibilità di avere dei plateatici, c'è ancora molta difficoltà da parte dei gestori dei locali ad avere proprio la gente ai tavoli. Però oggi parleremo, nel telegiornale di questa sera, parleremo di tante cose, parleremo anche di una esercitazione particolare. Siamo proprio mezzogiorno, la conferma, sono anche le campane che suonano in questo momento, così i telespettatori hanno anche l'ora esatta. Stavo dicendo, c'è stata un'esercitazione da parte dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, con le forze dell'ordine, coordinata dalla Prefettura, un'esercitazione di un possibile terremoto scala Richter 5.5 in tempo di Covid. Un test importante perché purtroppo gli eventi atmosferici, come anche calamitosi come il terremoto, non sono esenti sul nostro territorio, e capire se la macchina è abbastanza rodata da riuscire a coordinarsi in maniera perfetta era importante verificarlo proprio in una situazione come questa di pandemia. Ed è stato anche molto interessante vedere e capire come ci si muove, anche perché la cosa che è emersa, una delle difficoltà che c'è stata nel passato proprio in situazioni di calamità, è il problema anche proprio della tecnologia, della possibilità di raccordarsi, collegarsi tutti i vari enti che sono chiamati a intervenire in queste situazioni. E insomma è chiaramente un'esercitazione, ma è stata superata in maniera brillante. Parleremo anche di Ramadan, perché si è creato un piccolo caso sul fatto che ieri è terminato il Ramadan, c'è stata la preghiera, circa 1000 persone si sono ritrovate al Parco Fornaci per appunto fare la preghiera finale del Ramadan. Polemica perché ovviamente è una forma di assembramento, perché comunque è stato dato un parco pubblico. L'amministrazione comunale aveva sollevato questa problematica nell'ultimo comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, quello che si è parlato anche dei controlli della Movida dell'altro giorno, proprio perché c'erano queste problematiche, ma siccome il rischio era, come ha sollevato, ha detto anche lo stesso sindaco, che si portassero in Campo Marzo, dove peraltro alcune comunità religiose avevano chiesto, che diventa più difficile da controllare, certo, più difficile da creare entrate e uscite, la soluzione finale è stata quella del Parco Fornaci, dove appunto ci sono i vari accessi e possono essere controllati, e sono state anche imposte misure ben precise per poter celebrare la preghiera. L'ok e il via libera a questa celebrazione del Ramadan in Parco Fornaci è stata data anche dall'USL 8, che ha ritenuto che ci fossero le condizioni sanitarie per poterla celebrare. Gabriella, abbiamo già informazioni di notizie di cronaca sul territorio di oggi? Allora, ne abbiamo alcune, tra l'altro una che è particolarmente brutta, di una, rapina, furto in abitazione avvenuta l'altra notte a Poiana Maggiore, piena notte alle 23, due famiglie di anziani nella stessa palazzina, una al piano terra e una al primo piano, si sono viste dentro in casa in piena notte appunto i ladri, tra l'altro una delle donne, la signora del primo piano, è stata messa una mano sulla bocca per farla tacere, perché avete immaginate la sorpresa, la paura, l'ansia che è venuta alla signora, tra l'altro appunto sono due coppie anziane, e al primo piano invece il signore anziano è stato schiaffeggiato. Sono andati via senza portare via niente di particolare, perché comunque scoperti, ma immaginiamo che deve essere stato molto
pauroso per le Certo. vittime e perché non si sa che tipo di reazione in queste situazioni possono avere anche i soggetti che entrano appunto nell'abitazione. E un'altra storia di cronaca invece è un po' particolare, nel senso che una signora, una vicentina di 49 anni, è stata pizzicata con praticamente l'intera spesa, pensate il carrello della spesa, nascosto in borsa e sotto i vestiti. Addirittura. Era stata notata, sì, quindi fate conto proprio la spesa classica, l'ossobuco piuttosto che il riso, il pacco di riso, ed è stata notata dalla vigilanza del supermercato e seguita. Col carrello pieno, è arrivata alla cassa, il carrello era praticamente semivuoto, l'hanno seguita fuori in parcheggio e gli hanno trovato addosso praticamente tutta la spesa, Tutta in la poche spesa. parole. Allora Gabriella, intanto grazie per queste anticipazioni. Tutte le notizie di cronaca, gli approfondimenti, tutto quello che succederà a Vicenza anche nel pomeriggio lo vediamo nel TG Vicenza di questa sera. Come sempre, se ci sono notizie importanti non esitate a contattarci, noi le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Vi lasciamo andare perché sappiamo che la giornata è densa di impegni anche per voi nel capoluogo berico, quindi grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Buon lavoro a voi. Ringraziamo Gabriella e Basso per questo collegamento. Stiamo già aspettando il secondo collegamento, come ogni giorno di giornata, da parte della nostra redazione padovana per capire che cosa sta succedendo anche a Padova. Nel frattempo c'è una notizia che ci arriva sempre dall'area berica che potrebbe interessare anche i nostri telespettatori appassionati di passeggiate, magari qualcuno che nel fine settimana, approfittando, si spera, del mantenimento, o comunque del mantenimento della zona gialla, sarà assicurato per il fine settimana, perché si va sempre dall'inizio settimana successivo, quindi approfittando del bel tempo della zona gialla, qualcuno potrebbe avere voglia di salire a fare una passeggiata sulla strada delle Gallerie, sul Pasubio. Vediamo questa foto che arriva ci arriva proprio dal Pasubio, grazie alla regia possiamo vederla assieme. Allora, a seguito delle straordinarie precipitazioni di quest'inverno, tutta la sommità del Monte Pasubio è ancora difficile da raggiungere per la massiccia presenza di una copertura nevosa da 1400 a 1600 metri di quota. La strada delle Gallerie è infatti bloccata all'altezza della 25esima e anche la strada degli Eroi e degli Scarubi sono zeppe di neve. Non vanno sottovalutate. Ce lo fa sapere il soccorso alpino del Veneto. Su tutte incombe il rischio di caduta materiale dai versanti a causa del disgelo. Non bisogna assicurarsi, in ogni caso, visto che poi il divieto non si può porre, si può solo consigliare, chi volesse effettivamente partire deve andarsene via con l'attrezzatura opportuna, picche, ramponi e con l'esperienza di chi sa muoversi con capacità in ambiente invernale. Questa era una foto, grazie alla regia di Renzo Rigon, dal Pasubio. Allora, noi vediamo se la nostra redazione di Padova ha qualche notizia. Allora, non siamo ancora in grado di collegarci con Padova. Allora facciamo comunque un riassunto delle puntate precedenti, perché ieri alla conferenza stampa di Zaia, in cui poi Zaia non è arrivato perché era in videoconferenza con la conferenza Stato-Regioni, si è presentato l'assessore Lanzarin. L'assessore Lanzarin ha fatto il punto anche sulle case di riposo, strutture per disabili e la novità di questo Green Pass. Vediamo il servizio. Incidenza contagi su tamponi effettuati del 2,21% in Veneto, meno ricoveri, meno 5 posti di terapia intensiva occupati da malati Covid. Alla vigilia della nuova assegnazione di colori alle regioni da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, la regione calcola un RT pari a 0,95, vicino alla soglia critica di 1, ma il Veneto dovrebbe rimanere in zona gialla. Confermato il nuovo intervallo tra prima e seconda dose per Pfizer e Moderna a 6 settimane, non più 3, ma chi ha già l'appuntamento fissato, questo è confermato. Sono pronte e approvate dalla Conferenza delle Regioni, ora trasmesse al Ministero, le nuove linee guida per la riapertura delle case di riposo e delle strutture per disabili. Servirà anche qui una sorta di pass vaccinale. Permettono la possibilità di aprire alle visite dei parenti all'interno di queste strutture quando il familiare o il parente è in possesso del Green Pass e quindi ha una delle 3 condizioni che sono previste: vaccinazione completa,
tampone nelle ultime 24 ore o aver già superato appunto la malattia. Massimo 2 persone per ospite. In casi specifici la visita è possibile anche nei reparti di degenza. A queste indicazioni si aggiungono anche quelle per i nuovi accessi. Ora la palla passa a Roma, che dovrà di fatto abrogare un comma contenuto nel decreto precedente, quello del 6 di marzo. Facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo davvero fra poco. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Fra un quarto d'ora saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera per il punto stampa di Luca Zaia. Adesso invece siamo già collegati con Padova, il cantiere del Parco Tito Livio, con Valentina Visentin che con Federico Cibotto ci racconta le ultime novità padovane. Buongiorno Valentina. Buongiorno Ferdinando, alle mie spalle il cancello del cantiere è ancora chiuso, ma fra poco, verso l'una, si aprirà perché andremo a vedere l'inaugurazione, la posa della passerella pedonale che dovrà collegare il futuro Parco Tito Livio, che è qui dietro alle mie spalle, che coprirà l'intera area dell'ex piazzale Boschetti per tutti i padovani, l'ex stazione delle Corriere, della vecchia Sita, come si ricorderà qualcuno insomma che ha più o meno la mia età, ma non la diciamo. Quindi qui sorgerà il Parco Tito Livio e poi ci sarà questa passerella pedonale che collegherà questa nuova area verde cittadina con quella ben più storica dei Giardini dell'Arena. Oggi la posa ufficiale della prima parte di questa passerella, la presenza del sindaco Sergio Giordani e del vice sindaco nonché assessore ai lavori pubblici Andrea Michalizzi. Quindi insomma un altro angolo della città che cambia completamente e si rinnova, creando insomma una sorta di nuovo polmone verde proprio a pochi passi dal centro cittadino. Valentina, intanto molto bene, notizie interessanti da una Padova che cambia continuamente, una Padova che guarda come sempre al futuro. Due domande, ma proprio in un minuto, siamo rapidissimi perché sappiamo che avete molti impegni. Situazione vaccini e situazione cronaca. Allora, per quanto riguarda i vaccini, l'abbiamo già detto ieri, l'ultimo appello per i sessantenni, perché poi dalla settimana prossima la buona notizia è quella dell'apertura alla fascia dei 50 anni per le vaccinazioni. Ci sono circa 32.000 dosi di vaccino Pfizer in arrivo mercoledì per l'USL 6 Euganea, quindi per tutta la provincia di Padova. Nel frattempo alcuni comuni si attrezzano per riuscire a vaccinare in loco la popolazione che ancora non si è prenotata, questo per cercare di coprire il più possibile la popolazione. È il caso di Mestrino, che ha organizzato un vero e proprio Vax Day per domenica, allestendo la palestra comunale per consentire così la vaccinazione di circa 200 persone sulle 500 sulle 500 aventi diritto che ancora non si sono vaccinati, quindi potranno tranquillamente vaccinarsi. In presenza ci sono i medici di base, ma anche i medici in strada che vaccineranno queste persone. Per quanto riguarda la cronaca, è notizia delle scorse ore, è un riguardo a un fatto di cronaca cittadino accaduto nel 2011. Stiamo parlando della morte di 2 coniugi padovani in Croazia, i coniugi Salpietro, che furono travolti dal motoscafo di un imprenditore croato. L'imprenditore Tomas Orvancic, scusate la pronuncia, dovrebbe entrare nel penitenziario zagabrese, quindi di Zagabria, il prossimo 1° luglio. Il condizionale d'obbligo, alla fine questa vicenda giudiziaria dura davvero da tantissimi anni e l'uomo è stato condannato a 4 anni e 10 mesi e appunto adesso dovrebbero aprirsi finalmente le porte del carcere per questo imprenditore croato che guidava il motoscafo, certo, che ha travolto l'imbarcazione dei 2 coniugi padovani. Ricordiamo una vicenda che destò molto scalpore all'epoca. Allora Valentina, intanto grazie a te, grazie a Federico Cibotto per questo collegamento. Se ci sono novità importanti da Padova non esitate a contattarci, come sempre le daremo in diretta. Grazie e buona giornata. Anche a voi, buona giornata. Noi torniamo in studio per parlare delle dichiarazioni del presidente dell'AIFA Giorgio Palù, che nel corso dell'ultima conferenza stampa nella sede della Protezione Civile ha fatto un po' il punto in modo molto approfondito sul virus. Sentiamo cosa ha detto. Sapete qual è il periodo medio o il tempo medio per una diagnosi molecolare in Italia? 4 giorni per attendere una risposta o per dare una risposta. Voi capite l'importanza
o quanto siano evoluti. Adesso i test antigenici rapidi. Arriva dopo 1 ora e 20 di Lectio Magistralis sul virus SARS-CoV-2 l'intervento dell'ex direttore del Dipartimento di Microbiologia di Padova, ora direttore AIFA, Giorgio Palù, sui test rapidi e sulla loro importanza. Il primo antagonista di Andrea Crisanti fu lui, ricorderete, a definirlo zanzarologo alle prime battute dell'epidemia, il maestro contro l'allievo. Palù specifica come i tamponi rapidi siano stati imprescindibili per il tracciamento e la gestione dell'epidemia. In determinate coorti o spazio-tempo, una scuola, un aeroporto, sono l'unico mezzo che abbiamo a disposizione per poter intervenire. Non risparmia il virologo padovano altre stoccate nel corso del suo intervento, mettendo in discussione anche l'infallibilità dei test molecolari. Vi ricordo che questo test, che oggi definiamo il test di riferimento, in realtà non è nato come gold standard, perché è nato su una sequenza pubblicata, non su un virus purificato. Poi il passaggio sul silenzio della Cina. I lavori che erano stati sottomessi a pubblicazione li hanno ritirati, non ci dicono nulla, non potremmo mai dire se è naturale o artificiale, perché non troveremo la prova, però non abbiamo trovato né un ospite intermedio, né abbiamo spiegato perché non infetta più il pipistrello questo virus. Non sappiamo quanto durerà questa pandemia, ha detto, non conosciamo la sorgente, ma studiando le varianti stiamo monitorando il virus e la risposta resta il vaccino. Quel nuovo vaccino con le varianti ci protegge tranquillamente, quindi un boost sicuramente se lo faremo con un vaccino modificato rispetto a quelle che sono le varianti circolanti, e magari un terzo boost lo faremo con un vaccino cinese ucciso perché ci protegge da tutte le altre proteine con immunità cellulare. Palù racconta dell'ultimo studio che conferma la validità dei vaccini attualmente in somministrazione contro la variante inglese, oggi diffusa per oltre il 91% dei casi. Marginale la diffusione delle altre due, indiana e brasiliana. La variante nigeriana è la più contagiosa, ma non v'è correlazione ad oggi con una maggior mortalità. Nessuna speranza invece per Reitera, il vaccino italiano. Reitera, ahimè, non è arrivata neanche alla fase 2, è un'altra battaglia che sto portando avanti a Roma, è quella di far venire qui la tecnologia dell'mRNA, cioè noi siamo la prima, industria farmaceutica d'Europa. A proposito delle varianti del coronavirus, sono state identificate, ce lo fa sapere l'ANSA, a partire da gennaio in Veneto 24 varianti, 11 quelle circolanti in regione nel mese di aprile, tra cui quella preponderante è quella inglese, con la brasiliana e la sudafricana. Ad aprile sono comparse anche le due varianti indiane. Il dato emerge dalla sorveglianza effettuata dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie di Padova, coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità e aggiornata a fine aprile. In particolare la prevalenza della variante inglese passa dall'88,5% della sorveglianza del 18 marzo scorso al 95,3%. Le varianti sudafricana e nigeriana sono state identificate con una frequenza minore dell'1%. Quest'ultima non è stata individuata addirittura nel corso dell'ultima sorveglianza. Quindi insomma la lente di ingrandimento della sanità sulle varianti è sempre molto precisa, molto attenta. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché fra meno di 10 minuti inizia la conferenza stampa di Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove, e ve la vediamo grazie alla regia di Renzo Rigon, è già tutto pronto per la conferenza stampa del governatore Luca Zaia, conferenza stampa che inizierà fra pochissimi minuti, quindi in attesa dell'avvio del punto stampa del governatore. Noi abbiamo un'altra notizia di cronaca che riguarda un incendio che è avvenuto questa notte in via Treviso Vecchia a Noale in un'abitazione singola. C'è stato tantissimo fumo, una donna anziana è rimasta intossicata, era rimasta anche bloccata in casa dalle inferriate, è riuscita però a dare l'allarme. Il primo a soccorrerla è stato il figlio che abita nella vicinanza dell'abitazione. I pompieri sono arrivati da Mestre con un'autopompa, un'autobotte, l'autoscala e 9 operatori hanno spento il principio di incendio divampato in bagno, probabilmente causato da una candela lasciata accesa. Questo è quello che ci dicono i vigili del fuoco. Hanno poi provveduto a aspirare il fumo. La donna è stata assistita dal 118 e portata in pronto soccorso per accertamenti. Questa era l'ultima notizia di cronaca di questa fase della nostra informazione, perché d'ora in poi parliamo quasi esclusivamente di emergenza coronavirus. Quindi prima di andare a sentire
il governatore Luca Zaia. Andiamo a vedere gli ultimi dati disponibili sulla campagna di vaccinazione che in Veneto prosegue spedita, perché vediamo che il 26,4% della popolazione è coperto da almeno una dose. Infatti a ieri, i dati nuovi arriveranno fra pochissimo, avevano già ricevuto la prima dose 1.289.401 veneti, e un po' più basso il numero della popolazione, il volume della popolazione che ha avuto il ciclo completo. Siamo a 11,4%. Sono infatti 555.183 le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. Però la percentuale di over 80 con almeno una dose è ormai al 96,2%, la percentuale di persone fra 70 e 79 anni con almeno una dose è al 77,2% e la percentuale della fascia compresa fra i 60 e i 69 anni che hanno almeno una dose è al 42,3%, un numero un po' basso che è destinato, speriamo, a crescere, anche se hanno già fatto sapere le autorità sanitarie che proprio per allargare la forbice si aprirà dalla settimana prossima in molte ULSS la possibilità di prenotarsi anche per gli over 50. Percentuale di disabili con almeno una dose al 69%, vulnerabili con almeno una dose 61,7%. Dati interessanti perché ci dicono che in media al giorno vengono somministrate fra le 40 e 45 mila dosi in tutto il Veneto, 35 mila delle quali sono per prime dosi, cicli completati sono circa 7-8 mila al giorno. Il Veneto in questo momento ha somministrato l'85,5% delle dosi fornite, che è una buona media, perché vuol dire che si va via spediti, che c'è il giusto magazzino che serve per poter programmare i prossimi giorni, ma che la campagna ormai è spedita, anche perché possiamo vedere l'ultimo grafico, l'ultima parte di questo grafico importante. Vedete che una campagna che ormai sale sempre di più, a parte la settimana del 12 aprile, lo sapevamo, il resto è molto spedito. Torniamo in studio, ma solo per aprire un'altra tabella altrettanto importante in attesa di Luca Zaia, sapendo poi che darà lui i dati dell'emergenza coronavirus di oggi. Vediamo che a ieri sera avevamo 19.609 persone positive in Veneto, ed è un numero che cala in modo veramente impressionante. Siamo parecchio sotto quota 20.000 e ricordiamo solo qualche giorno fa dove eravamo. I nuovi casi riscontrati nel pomeriggio di ieri erano 142, finalmente pochi, per un totale dall'inizio dell'emergenza coronavirus di 415.964. Le persone guarite sempre dall'inizio dell'emergenza sono 384.944 e purtroppo c'è sempre da tener conto anche della tabella delle persone che hanno perso la vita. Non sono numeri, sono sempre drammi che riguardano famiglie, persone anche molte delle quali conosciute da tutti noi. Sono 11.411. Scendiamo nella seconda parte della tabella fino all'arrivo del governatore, che dovrebbe essere ormai quasi giunto davanti alla serva di microfoni che come sempre lo attende per la conferenza quotidiana, e vediamo che in Veneto ci sono 1.100 persone ricoverate in area non critica, e anche questo è un numero che scende continuamente. Di questi 774 sono tuttora positivi al coronavirus, ma è una cifra decisamente bassa rispetto a quella a cui eravamo abituati. 326 sono ricoverati ma ormai negativizzati. 166 le terapie intensive impegnate, e anche qui il dato comincia a mettersi bene, non vediamo più il 2 o il 3 all'inizio di questo numero, quindi siamo attorno a quota 150, di cui 136 ancora positivi, e sono davvero pochi rispetto all'ultimo periodo, 30 che si sono negativizzati. Vediamo le differenze rispetto agli ultimi giorni. Allora, il bilancio dei ricoveri in area non critica è negativo di 6 unità, vuol dire che per tot ingressi in ospedale ci sono state molte più dimissioni, e 0 è il bilancio invece della terapia intensiva, vuol dire tanti usciti, tanti entrati, e sì, sappiamo che far calare le terapie intensive è più complicato. Delta decessi, sono mancate 4 persone nel pomeriggio di ieri a causa del coronavirus. Il fatto che non siamo in doppia cifra fa ben pensare per l'immediato
futuro. Questi erano i dati dell'emergenza coronavirus in Veneto aggiornati a ieri sera e aggiornati a ieri per quanto riguarda i vaccini. Sappiamo che il governatore dà come sempre all'inizio di conferenza stampa i dati. Eccolo arrivato, vi lasciamo al punto stampa di Zaia. Siamo puntuali e facciamo anche veloci, perché purtroppo con l'attenuazione dell'infezione è inevitabile che si inizi a riaprire rispetto a molte attività, per cui lo state notando anche voi, insomma, rispetto anche alla semplice vita quotidiana, per cui si stanno sommando sempre un sacco di impegni. Anche la prossima settimana avremo martedì che non ci saremo e giovedì perché c'è la visita del commissario. Sarà comunque un punto stampa poi. Sì, ci sarà il punto stampa, penso lo faremo a Acque. Sì, verso le 1. Invece martedì no, perché io sono dove? A Verona. Io sono a Verona e l'assessore ha impegni. Vabbè, inizierei perché oggi è una giornata di una grande comunicazione. Guardiamoci, noi coetanei possiamo guardarci. Allora, test rapidi sono 4.452.895 e i molecolari hanno superato, come avete visto ieri, i 5.106.000. Totale abbiamo 9.559.000 test fatti. Stiamo andando verso i 10 milioni di test. Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 629 positivi. Che ovviamente il dato che conferma il calo rappresentano l'1,56% dei positivi su 40.280 tamponi. Quindi possiamo dire con tranquillità che questa è la giornata con la minore incidenza della terza ondata del coronavirus. Quindi 629 positivi su 40.280 tamponi, che è un'enormità. Questo è un grande indicatore, i 40.000, perché rappresentano un contact tracing molto aggressivo, perché vuol dire che ogni positivo ha dato vita a un sacco di tamponi attorno a sé per testare, ovviamente con un'incidenza bassa, come diceva ieri il professor Palù. Io vi ho seguito ieri dalla macchina. Con un'incidenza bassa il contact tracing diventa sempre più aggressivo, cioè diventa sempre più chirurgico. Prova sia che abbiamo l'1,56% di incidenza. Totale dei positivi dal 21 febbraio 2020 sono 416.451. Cosa è successo? No, perché quando ti alzi ti impalli la telecamera. I positivi di oggi, vedete il calo, eccolo qua, 19.629 persone positive, metà sono asintomatiche, almeno 10.000 sono asintomatici, in casa in attesa della loro negativizzazione. In ospedale abbiamo in totale 1.228 pazienti e se continua anche a andare così, diciamo che è un bel segnale, meno 53, ma se voi vedete la curva ingressi e dimissioni, ormai le dimissioni sono da 10 giorni che hanno superato di gran lunga gli ingressi. L'area non critica, quindi nelle nostre corsie ci sono 1066 pazienti, meno 47. Questo lo vediamo anche dei pronto soccorso che sono ovviamente non più sotto pressione rispetto agli ingressi Covid. E in area intensiva 162, meno 6. Che sommati ai 278 posti di terapia intensiva non Covid, fa 440 terapie intensive attivate oggi in Veneto. Scusate, vado un po' veloce. 11.414 purtroppo decessi, più 10, e 20.880 dimessi. Persone guarite, dimesse dall'ospedale. Allora, 3 robe in croce e dopo lascio la parola per le domande. Intanto facciamo gli auguri al signor Antonio De Giusti di San Damiano, 105 anni oggi.
E quindi veramente auguri di cuore al signor De Giusti di San Damiano. Vaccinazioni. Ultime 24 ore sono stati fatti, e ringraziamo tutti gli uomini e donne della sanità e i volontari che stanno lavorando nei nostri oltre 60 centri vaccinali, 44.774 dosi. Siamo ormai a 1.925.887 dosi, 1.925.887 dosi, o 67. 67. Prego? Compresi i medici di famiglia? Sì, totale. Tutte le dosi inoculate nei veneti. Di prime dosi ne abbiamo 1.344.074. Allora sentite, noi abbiamo una copertura, vi do un dato che può interessarvi, abbiamo una copertura dei 70-79 del 78,4%, c'è un successo. Abbiamo una copertura oltre gli 80 anni del 96,3%, allora oltre gli 80 anni, over 80, 96,3%, 70-79, 78,4%, 60-69 attualmente è 46,8%, però abbiamo già le prenotazioni per arrivare al 65% più o meno. Anzi, sì, vi do anche i disabili 69,5% e vulnerabili 62,9%. Perché vi dico tutto questo? Perché viste le prenotazioni, visto tutto, noi non possiamo, vi ricordate che abbiamo lanciato il 60-69 dicendo apriamo le agende vaccinali fino al 19 di maggio e poi vedremo. Poi vedremo è arrivato oggi. Dalle ore 16 di oggi, venerdì, cos'è oggi? 7, 8? 7. Da oggi, venerdì 7, dalle ore 16, senza calcarsi, senza fare casini, apriamo ai 50-59 e apriamo, tenetevi duri, fino al 9 giugno, dando disponibilità di 800.000 posti, che è esattamente la corta degli 50-59. Cioè tutti hanno la possibilità di prenotarsi, sono 800.000 la corte, 799.000. Quindi ovviamente abbiamo dato una limatina perché non si vaccineranno tutti, però ci sono posti per tutti. Considerate che molti li abbiamo già vaccinati perché erano categorie fragili, qualcun altro faceva il poliziotto, il militare, i sanitari. Guardate, ce n'è per tutti, quindi non serve, non intasatemi il computer, il cervellone. Posso fare un appello, evitate di chiamare il call center perché se vedete che il sistema va in crash, io non ho altri sistemi per aprire le prenotazioni, è quello di annunciarlo. Voi state facendo un lavoro ciclopico, ci state dando una mano paurosa, perché quando io avrò finito sta storia delle prenotazioni e chiuderemo, non mi dimenticherò di ringraziarvi, perché se non ci fosse stati voi a dare risonanza a quello che facciamo, vi dico solo che l'altro giorno avete fatto occupare in 24 ore 100.000 prenotazioni, cioè non è roba da poco. Un 16% sono già stati vaccinati. 16% già vaccinati del 50-59. Quindi ci sono posti per tutti. Non escludo anche qui, ve lo dico subito, siccome si chiude l'agenda vaccinale, si chiude al 9 di marzo perché è l'ultima data utile con un minimo di certezza dell'arrivo del vaccino, non esclude che anche qui anticiperemo i 40-49. Quindi dico adesso, i 40-49 anni scaldino i motori, perché io punto di farli prima di fine maggio. La squadra è carica, ho detto riempite ad uovo le agende, e ringrazio anche le prime aziende in provincia di Belluno, Luxottica, in provincia di Verona, Aermec della famiglia Riello, i centri vaccinali del Veneto orientale, uno per ogni località turistica e altro ancora che apparirà, che troverete nelle piattaforme vaccinali, cioè andrete nella ULS 1, vedrete che comparirà un nuovo centro vaccinale che sarà un'azienda privata. E perché?
perché con l'ottica di fare un servizio ai veneti, queste aziende si sono messe a disposizione per i target che gli diamo noi. Quindi andranno dei cittadini normali a vaccinarsi, se poi hanno anche dei dipendenti di quell'età, ci vanno. Quindi stiamo facendo una rete che ci permetterà ancora di correre di più. Quindi appello anche ad altre aziende che volessero farlo, sanno magari... Ah sì, scusate, c'è Vicenza, scusatemi, grazie. Valdagno, il gruppo Marzotto. Quindi sono centri vaccinali privati, coi costi pagati dai privati, che dicono, li abbiamo ovviamente fatti per i nostri dipendenti, ma siccome adesso si va per categorie d'età, prenotateceli voi e mandateceli. Dal lunedì, da queste ore, nel senso che per dire Luxottica su Belluno è penso un mese che è pronta, solo che non dovevamo arrivare a un target di età utile per fare questa operazione. Chi entrerà a Belluno troverà la possibilità anche di andare ad Agordo o a Luxottica, per dire, piuttosto che chi andrà a Vicenza potrà andare a Valdagno, alla Marzotto o Verona all'Ermic. Detto questo, io spero che se riusciamo a tirare sui target come abbiamo fissato, abbiamo fatto un progetto di target in questi giorni, abbiamo lavorato duro su questo, nonostante i perditempo. Abbiamo fatto i target per ogni ULSS per ogni giorno. Noi verosimilmente se i cinquantenni, 50-59, i miei coscritti, i nostri coscritti di alcuni che sono qui, ci danno una mano e riempiamo a uovo le prime giornate, cioè facciamo in modo di avanzare per capirci, se entri nel sito e trovi date libere oggi e trovi quella del 9 giugno libera, per favore prenota quella di oggi, perché così anticipo i quarantenni, se no mi creo dei buchi che poi non riesco più a gestire. E quindi adesso ci prenoteremo anche noi per la vaccinazione, ovvio. Speriamo di essere fortunati invece. Magari andiamo tutti insieme. Sai qual è il problema? Potremmo andare tutti assieme, il problema è che bisogna prenotarsi, dopo c'è sempre qualcuno che vede sempre il privilegio, allora bisogna prenotarsi. Noi ci si prenota tutti lo stesso giorno. Sì, comunque ecco, volevo adesso, al di là delle battute, volevo dire che ho fatto prima, i posti ci sono per tutti, quindi non ci deve essere ansia per nessuno. Abbiamo proprio atteso questi giorni, voi l'avevate capito che noi eravamo pronti a aprire, perché volevamo la conferma della fornitura, proprio per aprire agende in maniera tale che non ci fossero poi disdette. Sì, o magari che so 100.000 cinquantenni che stanno lì fermi, che sono in attesa che si aprano ancora l'agenda. Ce n'è per tutti i posti. Abbiate la pazienza, la comprensione di capire che stiamo affrontando un software e un cervellone che si troverà un'onda d'urto di 800.000 persone che nelle prossime ore cercheranno di cliccare per entrare. Se non gira, non chiamate il call center, state un attimo tranquilli, ma stasera torna in pista, ma c'è il posto per tutti, non c'è nessun problema. E è una gran roba, perché quando noi chiudiamo questi, noi di fatto già con i sessantenni, ovviamente le agende restano aperte, so che dicono ovvietà, ma lo voglio dire, restano aperte per i nostri over 60, quindi 60-69, sì, 70-79 e gli over 80, cioè tutti coloro che hanno più di 50 anni, comunque in qualsiasi momento possono prenotare. Quindi se c'è ancora qualche sessantenne che deve prenotarsi fino alle 4 di oggi, trova spazio libero. Dalle 4 è inevitabile che ce ne sarà più di qualcuno in più che vorrà prenotarsi. Quindi ultimo appello, ultime ore, sono 2 giorni che lo diciamo, abbiamo visto i risultati, quindi io penso che chiuderemo i 60-69 con almeno il 65% di adesione. E poi 50-59 vedremo che scelte faranno, insomma la vaccinazione è volontaria, però ricordo che noi siamo anche una categoria in età lavorativa con grossa mobilità e non sarebbe male mettersi in protezione nell'interesse non solo nostro ma anche di quello degli altri. Cioè se parliamo di immunità di gregge, vale più l'immunità di gregge della fascia d'età di 50-59 che in quella del 70-79, perché è inevitabile che chi si muove di più ha bisogno di più immunità, ha bisogno di più vaccinati, no? Perché rischiano di essere dei vettori. E lo so che l'assessore ieri, che mi ha degnamente sostituito, e vi ha detto di dare conti 0,95
97 di incidenza su 100.000 abitanti, è calata fortemente, e abbiamo 15% sia su terapie intensive di riempimento che su area non critica. Considerate che terapia intensiva la soglia è 30% e l'area non critica 40%. Perché vi dico questo? Ho parlato ieri anche con il professor Brusaferro, con il ministro Speranza, e voi sapete che c'è un gruppo di lavoro nazionale che sta rivedendo questi parametri. Io penso che sia logico rivederli, perché siamo in presenza ormai di praticamente mezzi veneti vaccinati. Se pensate che abbiamo 1.900.000 dosi inoculate e 1.200.000 prime dosi, capite che ormai un terzo dei veneti, aventi titolo di essere vaccinati, sono vaccinati. Abbiamo i monoclonali, abbiamo terapie, abbiamo dispositivi, quindi oggi il gruppo di lavoro, che è un gruppo di lavoro governato per la regione dalla dottoressa Russo, che ringrazio, poi c'è la dottoressa Petra Pulacus dell'Emilia Romagna, poi chi c'è? Il Lazio e il Trentino. Vabbè, insomma, voi sapete, noi abbiamo sempre questo coordinamento con l'Istituto Superiore della Sanità, è quello di avere di nuovi parametri che abbiano queste caratteristiche secondo noi. Introducano un principio di automatismo, come lo hanno fatto le aree, no? Le aree colorate, uno dice ma potevi far così, potevi far colà. Sì, vi ricordo che noi abbiamo abbandonato il lockdown per togliere discrezionalità e fare in modo che ci fossero gli automatismi con i parametri. Poi sono stati modificati i parametri verso il basso per essere ancora più rapidi negli automatismi. Questo ve lo ricordate, no? Che siamo scesi zona arancione, ce l'hai con 1 di R con T, prima ce l'avevamo con l'1,25. Infine, oltre all'automatismo, diciamo sì ancora R con T, ma soprattutto R con T sintomi ed R con T ospedaliero, cioè dare più luce e spazio a quello che è poi l'impatto ospedaliero e sanitario. Considerate in un contesto di dinamicità. Qual è il pericolo se resta così? Premesso che noi, anche se dovessimo andare ad 1, abbiamo un rischio basso per cui non scatterebbe la zona arancione, secondo i calcoli fatti, ma comunque c'è una previsione di abbassamento del nostro R con T da 0,95 verso il basso, perché questo è di 14 giorni fa. Però qual è il tema? Che con parametri così bassi c'è il rischio che magari ti trovi in estate che per un calcolo matematico ti rischi di dire ai turisti da stasera non uscite più dal comune dove vi ritrovate. Questo è riconosciuto anche dalla scienza, insomma, che qualche ragionamento va fatto. Io non sto, e chiudo, non sto liquidando la partita del coronavirus come chiusa. Vedo tanti happy hour, vedo tanti spritz, vedo tanti assembramenti. Ragazzi, bisogna usare la mascherina il più possibile in quegli assembramenti, e direi quasi ossessivamente di fare bere e ritirare solo la mascherina. Mettiamoci ancora in sicurezza per un po', lasciateci, come si può dire, sapete nei film di guerra quando c'è la tregua, no? Per andare a raccogliere i feriti, dateci tregua almeno fino a giugno, finiamo con una valanga di vaccini e a questo punto abbiamo messo in sicurezza gran parte della popolazione. E più ci lasciate vaccinare, meno ci fate disperare, preoccupare con l'infezione, meglio è. Dato è buono, però capite che noi prossime settimane dovremo scontare il dato di questi ultimi 15 giorni, che significa apertura delle scuole, non perché le scuole hanno colpe, garantiscono più circolazione del virus, e insomma si è un po' aperto un po' di più. Speriamo di chiudere. Guardate, noi dobbiamo scollinare, perché è la domanda che mi fanno sempre i cittadini, noi dobbiamo scollinare almeno il 20 maggio. Cioè noi quando abbiamo chiuso maggio indenni, salvi, dopo immagino, spero, ve l'ha detto bene professor Palù, non c'è nessuno che ha la verità, a parte il fatto che lo dico sempre anch'io, si ipotizza in virtù del cambio di stagione, arriveranno anche a temperature, ho visto la prossima settimana siamo già una media di giorno di oltre 22 gradi, insomma il virus qualche spallata se la prende. Noi dobbiamo essere furbi di non star lì a rincorrere noi il virus, perché fino a ieri ci ha rincorso lui, adesso che non andiamo noi in cerca del virus, tutto qua. Dopo si apriranno i ristoranti, si apriranno le palestre, eccetera, però bisogna arrivare salvi verso fine maggio. Cioè,
il vaccino ci dà una mano. C'è uno studio che presenteremo, che abbiamo fatto sui ricoveri degli ultimi 3 mesi, cioè febbraio, marzo, aprile, per fascia di età. Cioè, vedete, come si può dire, è emblematico cosa è accaduto sugli 80enni, sui 70, 79enni, e poi lo vedremo. Per dire, uno dice, ma ci sono più 50enni nei dati statistici? Sì, è che calando gli altri la percentuale dei 50enni aumenta, non è che ce ne sono di più, ma bisogna evitare che ci siano i 50enni, perché ci si ammala ancora, e le terapie intensine anche oggi hanno 170 persone, quasi 169. Scusate, ma ci tenevo a dirvi queste robe. Prego, se avete domande, se no chiudiamo. Allora cominciamo. Michela Nicolussi Moro, poi Guidone, Berlinghieri, vabbè, poi proseguiamo. Michela. Allora, buongiorno. Buongiorno. Volevo capire un attimo il lavoro che sta portando avanti questo gruppo coordinato dalla dottoressa Russo. Abbiamo detto che c'è questa revisione in corso dei parametri, per cui volevo capire se restano le aree colore e se in questo caso il Veneto, facciamo finta che abbia ancora 0,95, ecco, perché se dovesse passare all'1 non passerebbe in arancione, perché abbiamo un'incidenza molto bassa? Okay. E lo scenario dei 3 scenari, perché è la cosa che non siamo ancora riusciti a spiegare a qualcuno, ogni colore poi ha degli scenari. Sì. E ogni scenario, proprio nel provvedimento ufficiale nazionale, prevede delle misure che tu devi adottare rispetto alla comunità, rispetto all'ambiente sanitario, quindi c'è proprio un protocollo. Il tema è che quando tu hai uno scenario di rischio basso va a ritarare il tuo RConT, nel senso che dice l'RConT non è che governa tutto nel momento in cui tu hai l'incidenza alta e l'ospedale è in crisi. Quindi adesso confermate le zone, per ora sono confermate le zone. Il lavoro di questo gruppo conferma le aree colore o ci sono novità? Sì, lavorano ancora sulle zone. Okay. E le novità quali sono? Vi ho accennato alcune cose, adesso vi posso garantire che immagino, siccome c'è dibattito, ma è giusto che ci sia, questa è una roba da scienziati e da addetti ai lavori, sulla quale noi guardiamo da fuori, e immagino che la prossima settimana si chiuda. Perfetto. Cioè, il lavoro è già sostanzialmente abbondantemente chiuso, però non è ancora pubblico perché c'è giustamente approfondimento assieme all'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero della Salute. L'altra cosa è per chiarire un attimo, perché ce lo chiedono tutti. Prego. Allora, la prenotazione, io vado sul portale regionale, posso prenotarmi direttamente per andare dal mio medico di famiglia o per andare in azienda, che in questo caso è disponibile, o devo chiamare invece a parte il mio medico di famiglia e in questo caso, non so, Luxottica piuttosto che Marzotto? Perché tutti ci chiedono questa cosa. Allora, sul medico di famiglia a me risulta di no. No, quindi devo chiamare io il mio medico. La farmacia sì. C'erano alcune USL, mi sembra che la Pedemontana era l'unica che si prenotava i medici di famiglia tramite il portale. Gli altri non mi pare che ci fosse questa possibilità. Adesso vado a memoria, ricordo a memoria. Quindi se io voglio farmi il vaccino dal mio medico di famiglia, come faccio? Devo contattarlo. Sì. E la stessa cosa per le aziende? Le aziende? No, le aziende sono in portale. Sono nel portale? Sì. E saranno nel portale anche le farmacie nel momento in cui abbiamo i vaccini e le farmacie aderenti. Sì, certo. Lo dico perché qualcuno non trova la sua farmacia, chiama in giro mezzo mondo, se non c'è vuol dire che non ha aderito. Okay. No, quanti hanno aderito? No, noi abbiamo una previsione di un'adesione del 60%, quindi vuol dire circa 600-700 farmacie. 876 mi hanno detto ieri. Si hanno fatto probabilmente più su o meno, 1500. Però ricordiamoci che erano soprattutto orientate, quando avevamo anche questi numeri, con i vaccini più semplici. Adesso non lo so, perché adesso voi capite che cambia molto. Certo, infatti. E l'ultima cosa volevo chiedere, se per favore ci potete fare il solito riassunto dei vaccini a disposizione, quanti sono arrivati, quanti in magazzino. Ecco, grazie. No, dillo direttamente. Allora sono 200
Allora, a magazzino ieri sera, quindi non sono compresi chiaramente quelli di oggi, ci sono 272.000 dosi e sono divise tra 124.000 di Pfizer, 19.897 di Moderna, 10.732 di Johnson & Johnson e 117.355 di AstraZeneca. Dopo vi mandiamo anche un bollettino. E in arrivo, in arrivo oggi è venerdì, arriva qualcosa? No, notizie. No, arrivano 211.000 mi sembra la prossima, 214.000 la prossima settimana. Sì, ma non oggi. Ok. Però insomma adesso noi se si incrementasse, ho sentito il generale Figliuolo l'altro ieri, sembra che arrivino 30 milioni di dosi in Italia a giugno. Quindi verosimilmente noi a giugno, se fate due conti proprio della serva, una milionata di dosi dovremmo averle. 16, 24. Sì, abbiamo un accesso dell'8,8%. Sì, non è proprio come quello del piano sanitario, del riparto nazionale, perché va su teste e su età, dipende dalle categorie, però insomma più o meno siamo lì. Considera che di 30 milioni poi dobbiamo vedere quanto ne verrà destinato, ma insomma si va avanti a vaccinare. Ok, perfetto. Grazie. Quindi non era un'utopia quando dicevo prima dell'estate mettiamo in sicurezza, io dicevo i cinquantenni, ma mi sa che arriviamo ai quarantenni sicuri. Chiedo dopo all'assessore Lanzarino. Sì, poi vi lascio con l'assessore, se non mi spiace. Allora parola a Paolo Guidone, poi Laura Berlinghieri. Sì, buongiorno Presidente. Allora, visto che oggi ci ha dato la conferma dell'apertura dei vaccini ai cinquantenni, volevo chiederle se la modalità rimane esclusivamente quella della prenotazione oppure se, come qualche giorno fa si diceva, potrebbe esserci anche la possibilità di vaccinarsi anche senza prenotarsi, magari più avanti. Al momento no. E se questo dipende anche dalla disponibilità che avete dei vaccini. Allora, al momento non accesso diretto perché abbiamo il software che funziona, insomma quando tu fai 44.000 dosi in un giorno, se non c'è il computer che funziona non se va da nessuna parte. C'è un quesito che abbiamo posto stamattina ai direttori, di osservare bene la qualità delle prenotazioni in queste prime ore, perché io ho un dubbio che ci sia più di qualcuno che dice del giorno non posso andare, che quindi si va ad occupare le parti iniziali del mattino, un po' di pausa pranzo la sera. Se fosse così siamo pronti ad andare sulla notte, perché a qualche ora bisogna vaccinare questi cittadini, no? E quindi abbiamo già detto fino a mezzanotte spostiamo un po' di orari. Vogliamo vedere come va nelle prossime ore. Sabato e domenica sicuramente sarà preso d'assalto. Ecco, considerate una cosa, che da qui ai prossimi 2 o 3 giorni non ci saranno tanti posti, perché sono quelli, per dire, domani abbiamo 4.000 posti liberi, vi dico già quanti ne troveranno di liberi, e su 40.000 che ne faremo. Dopodiché da lunedì, martedì iniziano i 30-40.000 al giorno, si possono fare, insomma. Grazie. Prego. Laura Berlinghieri. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Avrei 3 domande. La prima molto rapida. Con quali vaccini vaccinerete la corte dei cinquantenni? Pfizer, Moderna. Quindi niente AstraZeneca. No, perché noi in Veneto abbiamo fatto la scelta di bloccarlo ai over 60, assieme a Johnson & Johnson. Poi volevo tornare sul discorso dell'RT. Allora in Veneto è a 0,95, sappiamo però che ad esempio nelle province di Treviso è a 0,81, quindi immagino che ci sia un po'... È una media. Ci sono delle province in cui l'RT è superiore all'1, immagino, se può dirci. No, però la riflessione sull'RT, approfitto della domanda per dare questa risposta, è una riflessione che è postuma, cioè questo è l'RT di 14 giorni fa, cioè si trascina un dato perché viene fatta la protezione degli ultimi 14 giorni, quindi non è l'RT di stamattina, che stamattina sicuramente è molto più basso, quindi paghiamo gli ultimi 14 giorni. Ma al di là di questo ci sono delle province in cui la situazione è peggiore? Ma no, direi che mediamente sono tutte lì. Abbastanza uniforme. Okay.
Ultima cosa, prima parlava delle vaccinazioni aziendali, ieri i 2 direttori generali delle ASL veneziane hanno parlato di 110.000 lavoratori del turismo a esito di un censimento. Volevo sapere se ci sono novità sotto questo punto di vista. Ci saranno novità, dopo aver visto i cinquantenni come si comportano. Ok, quindi devono attendere la conclusione. Almeno una settimana, forse fra una settimana abbiamo novità per il turismo. Non ci può anticipare niente? No, perché ogni roba che si dice su questa conferenza è molto seguita e giustamente crea aspettative. Perdonatemi, ma lo faccio anche nell'interesse dei cittadini, ma poi restano disorientati. Grazie. Prego. Anche perché tocca ad Alda Vanfani. No, volevo solo aggiungere che c'è un tavolo, mi sembra anche stamattina, sul discorso della vaccinazione dentro le aziende, quindi quella famosa, e quindi stamattina anche con il commissario Figliuolo eccetera ci saranno maggiori indicazioni, so che c'era un tavolo tecnico anche stamattina. Fermo restando che noi poi ci muoviamo con autonomia, come abbiamo detto, cioè, se considerate stati i primi in Italia a dire che aprivamo ai cinquantenni in maniera massiccia, poi perché lo puoi aprire con un po' di slot oppure lo apri per tutti. Allora, buongiorno. Poi la collega Moscati e Di Gennaro. Sì, buongiorno di nuovo. Quindi tornando all'R con T, la notizia che ieri su Oggi ha preoccupato maggiormente i cittadini, non c'è il rischio dell'arancione? Al momento no. Non c'è per oggi, questo è pacifico, per la prossima settimana? In proiezione no. In proiezione no, quindi possiamo, le aziende... A meno che non venga caso cataclisma. Certo, va bene, perché non basta solo quell'indice là. Però bisogna che ci comportiamo. Va bene, quindi con tutti i paesi. E l'altra cosa invece, avevate già dato una risposta nei giorni scorsi in merito alle persone con varie patologie e ci avevate risposto nel pomeriggio che si attendono indicazioni da Roma se abbassare l'età. Siamo ancora fermi lì? Cioè, l'assessore ha seguito questo. Malati cronici, tipo che non quelli della prima fascia, ma quelli che hanno altri tipi di malattie. Non abbiamo ancora indicato. Quindi si procede per età per tutti. Tu parli dell'elenco? Sì, l'elencone, esatto. Ad esempio dicono che alcune regioni abbiano allargato le maglie. Noi abbiamo allargato solo, e credo che questi siano già inseriti come codice, da alcune malattie rare che sono state individuate tramite anche il centro di malattie rare di Padova, perché così hanno fatto anche alcune con dei codici di esenzione ben definito, però rispetto ad altre, diciamo così, tipologie, cronicità, insomma di vario tipo, no, perché aspettiamo indicazioni. Si procede per età. Invece nel caso in cui ci fossero dei giovani ventenni che per motivi di studio dovessero andare all'estero a farsi un bel corso, in quel caso lì rischiano di perdere la possibilità di studio proprio perché non hanno il Vediamo di risolvere i problemi anche, come si dice, no, anche in maniera sartoriale. È ovvio, abbiamo avuto ad esempio persone che dovevano farsi, che so, andare all'estero perché hanno avuto un problema veramente grave, cioè, dopodiché c'è sempre una forma di elasticità. Abbiamo avuto chi lavora come diplomatico all'estero che ci chiede di poter rientrare, ma poter rientrare deve avere la certezza che si fa il vaccino per poter tornare a casa. Ad esempio c'è una richiesta che secondo me non è da poco, di tutti i nostri commerciali esteri, che sono quelli che fanno il fatturato del Veneto e ci danno da mangiare poi, no? Con i soldi delle tasse, che ci dicono, molti lavorano su Cina, hanno bisogno di essere vaccinati e come potete immaginare molti sono giovani, quindi sono trentenni, sono quarantenni. Anche lì vogliamo fare, perché stiamo spingendo questa apertura dei cinquantenni, perché dopo non escludo un liberi tutti, ve lo dico. Io penso che arrivati ai quarantenni dovremmo prendere una decisione, perché se arrivano vaccini, cioè dovrebbe essere quasi che, adesso banalizzo, dopo verrò attaccato, però come uno si ferma per strada a prendersi il panino col prosecco o la bibita, magari si ferma su un Vax Point e si fa il vaccino. Ma guardate che in giro per il mondo fanno così. Abbiamo i drive-thru, cioè i drive-in, cioè, i nostri direttori stanno preparando tutte queste formule di vaccinazione. C'è poco da dire. In Israele si vaccina all'Ikea, nei pub offrendo anche le bibite, ma non sono fantasie queste qua.
Israele ha vaccinato tutti, ma ve l'ha detto Palù ieri fra l'altro della vaccinazione. Posso sottolineare una roba che ha detto, mi permetto di dire il professor Palù ieri, l'azione disinfettante del vaccino, che non solo non ti ammali, ma sembra che abbia un effetto disinfettante, cioè non trasmette l'infezione. Sterilizzante, ecco, ovvio che chi è vaccinato deve portare la mascherina, questo è poco ma sicuro. In questa fase portiamo la mascherina, non facciamoci prendere dall'euforia di tanto mi sono vaccinato, perché purtroppo ancora non è così, però ne veniamo fuori. Io sono, come si può dire, lo diciamo, sono positivo, nel senso che sono positivo, anche se non si dovrebbe dire col Covid, c'ho una visione positiva su sta roba qua. Presidente, lei si attacca al computer oggi alle 16? Sì. Vi dirò anche quando mi vaccino, che dopo non che sia dubbi. Così posso dire, sapete che c'è anche una petizione di firme per obbligarmi a vaccinare, de tutto de tutto. C'è anche il comitato per obbligare Zaia ad essere vaccinato. Per fortuna che non hanno previsto altre indagini ospedaliere obbligatorie. Prego? Sì. Vi inviterò con la telecamera a vedere il liquido che entra pian piano. No, sul serio c'è questo comitato. Ma c'è anche quello contro che io non devo vaccinarmi perché devo anch'io fare la fila come tutti gli altri, quindi farò una guerra tra comitati, penso. Bene, allora tocca a Silvia Mostati. Comunque mi prenoto, poi vi dico quando mi vaccino. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. La domanda mi ha anticipato un attimo la collega Manzan, però riguardava i giovani. Dice, se non riescono a vaccinarsi non possono uscire, non possono andare in giro. Questo discorso del pass, volevo sapere a che punto era. E poi un'altra domanda collegata al pass, si dice completamente il ciclo vaccinale, però ovviamente se uno ha io l'avevo già posta questa domanda, ha fatto un AstraZeneca e che ha il richiamo dopo 3 mesi, chiaramente per aver completato la dose va a finire che non parte più, insomma. Era questa. Allora il Green Pass non è un'invenzione nostra, sì. C'è comunque un certificato vaccinale con il lotto anche per la prima dose. E c'è il tema del tampone, ho visto che è previsto, quindi della diagnostica, entro le 48 ore. E dopodiché il Green Pass, cioè meglio il pass definitivo, è con la venuta vaccinazione. Poi c'è sempre il tema della terza dose, altro grande. Se no non se ne viene fuori perché. Senti, io penso che ne veniamo fuori. Va bene. È ovvio che adesso viviamo ancora questa fase di turbolenze in volo, però insomma ne veniamo fuori. Ecco, e ieri appunto il professor Paluccia è stata una bellissima esperienza, ci ha anche parlato dei tamponi. Cosa è successo? Però di livello. È stato bravo. Io l'ho seguita in macchina, è stato molto bravo. È stata una bella esperienza. E dicevo, ci ha parlato anche appunto dei tamponi rapidi che effettivamente, come dice lei e come ha ribadito il professor Palù, sono l'unica soluzione per intercettare, soprattutto in periodi di grossa epidemia. Ma la domanda era per questo. Se dopo la vaccinazione uno deve continuare a fare i tamponi rapidi, la domanda è, alcune persone proponevano questa cosa che però non si riesce a capire dove si possa fare. Dopo un tot di tempo è possibile invece sostituire il tampone rapido con un test di sierologico per vedere i famosi anticorpi? C'è dibattito nel mondo scientifico per trovare anche un'altra soluzione, perché oggi il titolo anticorpale è un grande elemento in valutazione per decidere quando fare l'eventuale terza dose. Per cui noi potremmo... Perché ad esempio a me è capitato che un conoscente, dopo aver fatto il Covid, mi dice: io ho 3.000 di titolo anticorpale, devo farmi il vaccino? Nonostante siano già passati i famosi mesi. Non è il caso, aspettiamo un attimo, perché comunque è una risposta anticorpale che a volte è più alta del vaccino. Alcuni soggetti hanno risposte anticorpali di 800, 1000
col vaccinazione, e questo signore ne ha 3.000 con il Covid. Quindi io penso che sia questione anche qui di qualche settimana e usciranno le linee guida. Perché anche nel nostro caso tutte queste settimane, eccetera, una volta vaccinati, sarebbe bello poter contribuire alla scienza con la nostra... Vuole farsi serologico praticamente. Ho provato in tutte le maniere, Questo ma non sono ancora riuscita. Grazie. Prego. Abbiamo avuto per mesi una persona che chiedeva della scuola di danza. Non ero io, però. Non c'è più, non c'è. Emiliano è sparito. Lo salutiamo. No, ogni tanto lo trovo in giro per il Veneto. Sì, alle conferenze stampa, all'inaugurazione lo vedo. Allora tocca al collega Di Gennaro. Buongiorno. Sì, buongiorno Presidente. Tornando un attimo al tema delle aziende che hanno dato disponibilità a vaccinare, può darci qualche informazione in più, nel senso ce ne ha nominate un paio, ma magari sa dirci... Sono solo quelle che vi ho nominato. Ok. Perché è un particolare di aziende disponibili a fare la vaccinazione in casa, in house, definiamolo, ce ne sono molte, le ringraziamo tutte. In nome e per conto, cioè si mettono nella piattaforma vaccinale e dicono i cinquantenni vengano da me, io lo faccio col mio medico, lo faccio per dare un servizio al territorio, è una sponsorizzazione. Per ora ce ne sono 3. Può dire quali sono a partire? Sì, vi ho detto Luxottica, sì. Ermec e Marzotto. Ok. E quindi queste danno disponibilità a vaccinare chiunque sul come fosse un centro vaccinale ufficiale. Ok, ed entrano a portarle nelle prossime ore. Sì, sì. Il personale che vaccina è loro. È loro, ok. Sì. Invece aveva nominato il Veneto Orientale? Perché il Veneto Orientale entra con dei centri vaccinali, diciamo, fatti per il personale turistico, ma in attesa di che possa accadere questo, che si possa vaccinare dall'operatore dei 20 anni a quello di 60 anni nel mondo del turismo, fanno il nome per conto anche loro, cioè fanno i cinquantenni. L'idea è quella di partire uno per ogni grossa località, una Bibione, una Caula, Jesolo, 3-4 centri, insomma. Adesso non è ancora definito, la prossima settimana siamo in grado di dirvela. Ok? Quindi sarebbero le aziende turistiche che gestiscono? Noi dobbiamo mettere in piedi un minimo di ossatura per vaccinare tutti gli operatori, questa è la verità. Ok, quindi si collega al discorso di prima, nel senso che magari la prossima settimana sapremo qualcosa in più? Sì. Ok. Grazie. Grazie. Buon lavoro ragazzi. C'è l'assessore? Forse c'è una domanda della Michela Nicolussimoro per il Presidente. Il Presidente, però rapidissima. Presidente, siccome so che se ne sta parlando, lei infatti ha accennato della problematica della terza dose, purtroppo ci sono in varie parti d'Italia, a Latina, in Puglia, eccetera, degli infermieri vaccinati con la prima ondata che si sono reinfettati e quindi adesso si parla di questa terza dose. È successo anche qua? No. Attenzione, reinfezione vuol dire trovare la positività diagnostica ma non la malattia. Sì, hanno di nuovo il Covid in forma leggera perché hanno avuto il vaccino, però la diagnosi è questa. Noi ovviamente non conosciamo questi casi perché potrebbero rientrare tranquillamente nell'ambito della non efficacia del vaccino, perché ricordo che la risposta anticorpale non è uguale per tutti. Non so. Qui noi abbiamo avuto delle positività tra i vaccinati, ma che sono anche, fra virgolette, logiche, perché che il virus venga intercettato nelle narici o in faringe non vuol dire che una persona cioè il virus comunque il vaccinato se lo becca, no? Ma non gli dà la malattia, non gli dà i sintomi clinici. E l'ultima detta banalmente, dopo mi sentono dicono. L'ultima cosa, se ci può, gliel'avevo già fatta questa domanda ma era troppo presto, magari adesso riuscite a darci qualche particolare in più della visita del generale Figliuolo? Il generale Figliuolo sarà qui e faremo al padiglione Rama un incontro con gli stakeholders, no? Vuole incontrare i prefetti, le autorità di polizia eccetera. Poi andremo a seguire al padiglione Acque. Quindi ci sarà anche il punto stampa. Lì diciamo più che punto stampa faremo una roba in piedi, insomma. Ci ha chiesto questo. E poi farà direttamente Padova Fiera, Padova Ospedale Militare e poi Verona Villafranca. E Verona Villafranca ospedale? No, l'aeronautica, cosa c'è? L'aeronautica? Sì, la base, scusatemi, la base dell'aeronautica.
L'aeroporto militare, per capirci. Pomeriggio. Pomeriggio. A Padova, diciamo, fa il giro del palo all'ora di pranzo, a mezzogiorno e mezzo, all'una saremo a Padova. Alle 11 al padiglione Acque, alle 9:30 al padiglione Rama. Sì. Naturalmente vi arriverà il programma dettagliato. Sì, non me l'ha ancora approvato, magari si arrabbierà anche perché l'ho detto. Ma... Non credo, dai. No, ma ci siamo parlati. Grazie. C'è ancora una domanda di Laura Berlinghieri per il Presidente. Prego. Non ho capito, oggi aprite le vaccinazioni, le prenotazioni per i cinquantenni, le prime disponibilità saranno da? Già da domani ci sono 4.000 posti. Ok. Solo 4.000 perché il resto sono tutti occupati. Cioè c'è un buco, quel famoso buco che si è creato perché avendo i sessantenni prenotato fino al 19 maggio c'erano più posti di sessantenni che si sono prenotati. Ultima cosa, state pensando magari a un'intesa tra regioni per quando ci saranno i richiami, se dovessero cadere come è probabile durante l'estate, per magari fare il vaccino in Veneto al turista emiliano e viceversa? Insomma ci programmiamo in maniera tale di farlo a casa, no? E se no non si più finire, cioè. Grazie. Prego. Buon lavoro. Grazie Presidente. Mi pare che ci fosse delle domande per l'assessore Lanzarin. Michela Nicolussi Moro, prego. Assessore, buongiorno. Le pongo un tema che naturalmente interessa tantissima gente. Adesso finalmente ci sono le linee guida nazionali per riaprire le case di riposo alle visite. È necessario questo benedetto Green Pass. Ecco, volevo capire un attimo nel Veneto come ci si sta organizzando. Sì, allora intanto chiariamo bene, ci sono le linee guida, nel senso che il gruppo di lavoro che doveva farle le ha prodotte di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero, sono state approvate dalla conferenza delle regioni mercoledì e sono state trasmesse al Ministero, perché adesso per essere attuative devono prevedere un passaggio ministeriale nazionale che sarà, non lo sappiamo, un'ordinanza, una circolare, oppure perché c'è anche il famoso articolo 11,6 del decreto di marzo che pone invece ancora l'obbligo di chiusura salvo situazioni di fine vita, hospice e comunque sempre su indicazione del direttore sanitario, quindi bisogna abrogare quel comma e allegare le nuove linee guida di riapertura, però c'è bisogno di un passaggio ufficiale legislativo nazionale, quindi siamo in attesa, quindi non è che adesso che ci sono, perché forse qualcuno ha pensato ci sono le linee guida, da domani, da dopodomani si può aprire. Le linee guida ci sono pronte, però c'è bisogno di che arrivi un'ordinanza, una circolare o comunque insomma un provvedimento nazionale. L'altra cosa rapidissima, ho visto che ieri il Ministero della Salute ha mandato una nuova circolare dicendo si può rimandare il richiamo di Pfizer, BioNTech e Moderna a 42 giorni. Sì. Ecco, il Veneto come si regola? Lo fa sempre a 21 o 28? No, oppure... allora l'abbiamo detto ieri, cioè tutti quelli che erano già programmati con la seconda dose a 21 e a 28 giorni rimangono, perché sarebbe comunque complicato pensare di spostare tutti gli appuntamenti. Le prenotazioni che partono da oggi, quindi quelle nuove, invece avranno le 6 settimane. Ma perché vi hanno spiegato che è migliore da un punto di vista anticorpale Sì, o perché adesso i vaccini ci sono? Sì, l'ha detto anche ieri il professor Palou su questa cosa qui, insomma, che dagli ultimi studi si è visto che le 6 settimane insomma danno una copertura e quindi si può arrivare fino alle 6 settimane. Grazie, se non ci sono altre domande e se l'assessore non ha qualcosa da aggiungere, chiudiamo qui. Grazie a tutti e buon lavoro.